No, andando più verso in viaggio, come sapete, ha dovuto prendersi una pausa dovuta a questo momento di pandemia, sempre ancora difficile da superare, però noi vediamo la fine del tunnel e quindi abbiamo ripreso a fare delle piccole, come si può dire, delle piccole puntatine, che saranno di 15 minuti ciascuna, con un personaggio. Oggi siamo nella stupenda cornice dei Colli Euganei, siamo a Baone e siamo qui nello spazio di Maeli Wine con la bravissima e stupenda Elisa Di Travanzo. Ciao Elisa. Ciao Luigi. Allora, oggi il sole ci ha accolto, il sole bacia i belli e qui abbiamo la bellissima Elisa. Elisa, oggi questo piccolo spazio è dedicato a te. Avremo 15 minuti di tempo per fare un po' di chiacchiere tra di noi su Maeli e sul futuro che ci aspetta. Innanzitutto un po' a te la parola, perché vorrei ricordare ai nostri spettatori la filosofia di Maeli Wine e la tua filosofia. Sì, oggi è una bellissima giornata e noi stiamo sfruttando questo tempo in cui siamo, diciamo, più presenti in cantina per riorganizzarci al momento dell'apertura, un momento che stiamo tutti sperando e agognando che sia il prima possibile, però appunto non bisogna perdere tempo, quindi stiamo pensando ad una serie di appuntamenti che si svolgeranno in cantina e che coinvolgeranno il pubblico in maniera diversa rispetto a quello che abbiamo fatto tradizionalmente. Questo esperimento era già partito un po' l'anno scorso, quando ho pensato che il vino potesse realmente essere un elemento di connessione tra noi e il pubblico, che è fatto di wine lover, ma anche di persone che magari non conoscono il vino così profondamente e che però vengono in cantina per provare un'esperienza che magari parte dal vino, ma poi insomma può coinvolgere tutto il territorio. E quindi l'anno scorso abbiamo fatto, io penso, 35 eventi in piena sicurezza in un periodo molto difficile e con un discreto successo, perché poi le persone tornavano, erano contente e trovavano in cantina una parentesi serena, e questo mi ha fatto riflettere quanto sia in realtà importante che le persone che ci vengono a trovare in cantina siano realmente a proprio agio. E cosa vuol dire essere a proprio agio? Significa trovare una chiave anche più personale, più soggettiva con il vino, anche se non sei un conoscitore, se non sei un esperto. E quindi quando tu riesci a legare il vino per esempio alla musica, all'arte, alla lettura, ecco che trovi delle altre chiavi di lettura del vino stesso. Quindi questa cosa ha funzionato e quindi quest'anno stiamo per dare vita, saremmo già dovuti partire prima, a Maeli Stappa l'Arte, che è appunto questa rassegna di degustazioni artistico-culturali che prenderà spunto da elementi, diciamo così, artistico-culturali. Quindi avremo una degustazione che viene fatta da attori, la degustazione che ha come protagonista un autore di un libro, la degustazione che ha come protagonista qualcuno che insegna filosofie olistiche, quindi ci sono degli approcci che non sono per niente scontati, quindi è un po' difficile, come posso dire, interpretare la degustazione con gli occhi di una persona che non necessariamente è esperta di vino. Infatti mi piace molto questo tuo atteggiamento, direi, perché effettivamente parlare di vino agli esperti
è anche facile e direi anche un po' scontato. Invece parlare con persone che vengono da altri mondi, però da mondi importanti come quelli culturali e che un po', lasciamelo dire, appartengono anche a Venezia Channel, perché tu sai che il nostro progetto parte proprio dalla cultura e il vino è una parte della nostra cultura, quindi mettere in sintonia, in simbiosi culture diverse secondo me è molto interessante. Tu sul vino hai fatto molta strada, qui sui Colli Euganei sei arrivata in un territorio già importante dal punto di vista vitivinicolo, però hai voluto dare la tua impronta, quindi vorrei che tu ci raccontassi anche questa tua esperienza che è partita qualche anno fa, sei giovanissima ma sono già passati 10 anni, sì. Alle tue spalle importante, quindi vorrei proprio che tu partissi da lì. Ti sei trovata con questo territorio, con questi vini, però hai detto no, perché insomma io mi ricordo che una delle prime cose che quando ancora non avevi la cantina sono andata dai frati a fare le mie prime prove. Sì, è vero. E appunto allora non avevo la cantina e in questi 10 anni se dovessi oggi raccontare, sintetizzare soprattutto quello che è stato fatto, è stata lanciata una visione diversa su quelli che sono i vitigni del territorio, rispettando il legame con la tradizione, perché i Colli Euganei sono comunque uno scenario, uno degli scenari vitivinicoli nazionali e anche internazionali più interessanti per i vini vulcanici. Noi abbiamo sempre creduto a questo, perché i vini vulcanici sono poi una percentuale molto piccola nel mondo e stanno prendendo piede, cioè c'è la consapevolezza delle peculiarità di questo vino, quindi questo territorio si presta assolutamente e soprattutto rivisitare anche la concezione di un vitigno aromatico come il Moscato Giallo, che è conosciuto soprattutto nelle versioni spumante dolce e di passito, che sono anche le sue vere anime. Però ecco, tante volte è bello anche sconfinare e non lo facciamo per andare controcorrente, ma per capire se ci sono nuove opportunità. E quindi fare anche un metodo classico da Moscato Giallo è servito, al di là anche dell'apprezzamento che ha avuto nel mondo, per capire se veramente quello che è stato insegnato finora per quanto riguarda le tecniche di vinificazione e di spumatizzazione a metodo classico di un vitigno aromatico si possono, diciamo così, approfondire per trovare invece delle soluzioni che prima magari non erano state valutate. Tu sei seduta su questa bicicletta speciale, un mezzo di trasporto che una volta si utilizzava proprio per andare a fare consegne a domicilio, un po' come succede oggi, ovviamente in modo diverso. Saranno i viaggi prossimi venturi. Tutto il periodo che abbiamo vissuto da un anno a sta parte ha ovviamente suscitato tantissime riflessioni in ognuno di noi e mi sono spesso fermata a pensare a quello che per me ha significato il viaggio fino ad adesso, in questi 10 anni in cui sono nei Colli Euganei. Ho preso tantissimi aerei, ho cercato di portare il vino in ogni parte del mondo. Oggi non ci siamo fermati, però siamo ritornati ovviamente ad un concetto differente del viaggio. Si può viaggiare pur essendo a casa grazie ad un computer che ci connette con il resto del mondo e anche i nostri vini possono viaggiare e quindi insomma abbiamo trovato soluzioni per far sì che queste bottiglie arrivassero nelle case dei wine lover, di chi ama i nostri vini e che era impossibilitato a recarsi in cantina. Ma c'è anche un significato più profondo di questo periodo di stasi che porta ad una valutazione ancora diversa del viaggio. Quindi il viaggio non necessariamente deve essere veloce, il viaggio può essere anche qualcosa di continuo e molto lento. Ecco, amo la bicicletta perché mi piace questo concetto di pedalare verso una meta. E quindi quando l'ho vista ho voluto subito comprarla, portarla qui in cantina perché sia sotto gli occhi di tutti. Abbiamo imparato a modulare le velocità, prima forse correvamo un po' troppo, però questo è il simbolo che noi andiamo sempre verso la nostra meta, abbiamo ben chiaro l'obiettivo, il traguardo, ma ci andiamo pedalando anche più lentamente. Quindi la meta del viaggio è ben salda
e magari insomma ci arriviamo mettendoci un po' di più di tempo. Come si diceva prima, Elisa, noi non ci fermiamo di certo, e ovviamente lasceremo trascorrere questo tempo, il tempo necessario affinché tutti noi possiamo viaggiare in sicurezza, e però le tue porte saranno sempre aperte. Assolutamente, la cantina è aperta in questo periodo, ovviamente per gli acquisti di chi vive vicino alla cantina non ci si può spostare ovviamente, però ecco, noi non ci stiamo fermando come chi fa il nostro lavoro, chi lavora nell'agricoltura, e per fortuna i vigneti sono il nostro patrimonio e meritano un'attenzione che sia costante, che sia per tutto l'anno e non soltanto durante periodi della vendemmia piuttosto che delle potature. Il vigneto è proprio una sorta di oasi. Qui nei Colli Euganei, tra l'altro, i vigneti si trovano dentro il parco regionale dei Colli Euganei, per cui all'interno di veramente un'oasi. Mi piace pensare ai Colli Euganei proprio come un grande giardino, pensando anche a tutte le varietà di piante, di specie vegetali, proprio di alberi che ci sono in tutta la zona dei Colli Euganei, e quindi è bello riscoprire i vigneti anche con una passeggiata lentamente e poter trovare una dimensione all'interno di queste cornici che sono i vigneti. Un bel saluto a tutti e naturalmente anche l'augurio che ognuno di noi abbia sempre chiara la dimensione del viaggio che sta facendo, che non perda mai di vista la meta. Io vi aspetto qui in cantina Maeli, siamo a Baone, quando ovviamente sarà possibile, per un brindisi che sarà sicuramente il più bello di tutto l'anno.